Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qui nella nostra consueta rubrica di marketing, nella quale rispondo a una domanda di comunicazione, di blogging o comunque di marketing in generale, posta direttamente da voi. Vi ricordo che se volete partecipare anche voi a questa iniziativa potete inviarmi un video domanda breve, anche poco curato, senza troppe formalità, su Messenger, su Instagram, per email, dove ritenete più opportuno, e io risponderò alla vostra videodomanda attraverso una video risposta proprio come questa, che verrà pubblicata su tutti i miei canali, incluso anche il canale YouTube e il blog. In omaggio, per tutte le persone che mi invieranno una videodomanda, invierò il calendario editoriale e ispirazionale 2020 firmato Inspiration, che potrà aiutarvi nel vostro percorso di comunicazione online. Entriamo subito nel vivo di questo video e rispondo subito a una domanda di Barbara, il cui video vedrete tra 3, 2, 1, via. Ciao Valentina, sono qui a farti la domanda inerente il blogging. Sul tuo Inspiration blog, quando si parla di monetizzazione, tu parli di creare dei progetti e comunque delle email da inviare all'azienda specifiche, studiate apposta per quell'azienda. Allora, la domanda è questa: cosa devo guardare? Su che parametri? Cioè, cosa devo studiare di specifico di questa azienda? Grazie mille Barbara per questa domanda. Questo è assolutamente uno degli argomenti più importanti e più caldi per chi si occupa di blogging e per chi inizia a voler convertire il proprio lavoro in denaro, giustamente. Io so che tu hai il mio planner Inspiration sulla scrivania e quindi hai avuto la possibilità di approfondire molto questo argomento appunto attraverso il planner. Oggi però mi fai una domanda ovviamente più specifica di cui non ho parlato all'interno del planner. Su cosa bisogna puntare prima di inviare una richiesta di collaborazione? Bene, secondo me i punti più importanti sono due, semplicemente due. Il primo è quello di analizzare perfettamente la comunicazione del brand, dell'azienda, della società che si vuole contattare. Ok? Quindi analizzare come loro si relazionano con il pubblico, come scrivono all'interno del loro sito web, come pubblicano i post sui social network, come e se fanno delle ATV, delle pubblicità attraverso il web, e analizzare come la loro comunicazione è cambiata nel tempo. I social network in questo sono un libro aperto, quindi abbiamo la possibilità veramente di vedere come comunicano oggi e come comunicavano 2 anni fa. Questo ci fa capire se c'è stata un'evoluzione, ci fa capire se hanno investito sul social media marketing, se hanno scelto di attuare una strategia di comunicazione online, e questo si rivela molto palesemente ai nostri occhi attraverso i social media, quindi questo non ti sarà assolutamente difficile e complicato farlo. Il secondo punto, che è in assoluto il più importante, è quello di ricercare delle eventuali azioni di influencer marketing. Con parole più spicciole, se questo brand, se questa azienda ha già collaborato con altri blogger o creatori di contenuti digitali. Proprio come te, quindi. Come fare per capirlo? Anche qui i social media sono nostri amici e quindi ti basterà andare sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram, nelle stories in evidenza di Instagram o magari all'interno del loro blog, se hanno una sezione blogger o hanno lavorato con noi, hanno parlato di noi, insomma da qualche parte, se fanno delle azioni di marketing tramite influencer o creatori di contenuti digitali, lo troverai sicuramente. Questa ricerca ti servirà tantissimo per capire 3 cose. Prima di tutto, qual è la tipologia di blogger / creatore di contenuti digitali che loro preferiscono e con cui hanno collaborato. Da questo capirai subito se loro preferiscono i numeri e quindi scelgono magari dei blogger che hanno tantissimo seguito, o se, nonostante i pochi followers, scelgono anche la validità del contenuto. O magari si spera scelgano entrambe le cose, quindi sia followers che coinvolgimento che deriva proprio dalla qualità del contenuto. La seconda cosa che capirai attraverso questa ricerca è se loro preferiscono un racconto tramite foto o tramite uno storytelling emozionale.
in modo da poter eventualmente indirizzare quella che sarà la tua proposta. La terza cosa molto importante che capirai da questa ricerca è se i contenuti che hai visto già realizzati da altri tuoi colleghi sono in linea con quello che potresti fare tu. Ecco, tutte le informazioni che ricevi da questa ricerca ti aiuteranno tantissimo nella produzione della proposta, che ricordo, ma questo credo sia abbastanza scontato, non deve mai essere uguale per tutte le aziende, perché altrimenti dobbiamo essere consapevoli che verrà cestinata a prescindere. Io ti dico che da quando è Online Inspiration mi arrivano un sacco di proposte di persone che vogliono collaborare, dove all'interno della proposta di collaborazione, piuttosto che citare il marchio Inspiration, inseriscono il marchio di un'altra azienda, quindi questa è veramente una totale mancanza di attenzione, nonché di rispetto nei confronti dell'azienda che si va a contattare, quindi bisogna essere molto attenti e ligi in questo tipo di azione. Quindi qualora abbiano già collaborato con altri blogger, ecco, analizza tutti questi punti di vista, trai il meglio e realizza la tua proposta di collaborazione. Nel caso in cui invece tu non avessi trovato nulla di influencer marketing all'interno dei loro canali, beh, in questo caso gli scenari che si aprono davanti ai tuoi occhi sono due. Il primo è quello di un'azienda che magari non conosce i benefici dell'influencer marketing, non ne vuole sentire parlare e cestina le email di collaborazione che arrivano a prescindere. In quel caso non ci sarà molto da fare, a meno che tu non voglia presentarti direttamente in azienda, e in quel caso magari potresti avere qualche possibilità. L'altro scenario invece è quello di un'azienda che vuole iniziare a investire nell'influencer marketing, ma non sa cosa fare, non sa da dove iniziare, non sa soprattutto con chi dover iniziare. Bene, in quel caso sicuramente una proposta interessante verrà presa in considerazione, perché potrebbe essere la prima, e potrebbe essere tra le prime la più innovativa. Io direi comunque di non demordere mai, anche perché insomma se hai intenzione di collaborare, di contattare proprio quell'azienda, è perché sicuramente qualcosa ti ha trasmesso, vuoi trasmettere quelli che sono i principi cardine dell'azienda anche ai tuoi lettori. Quindi vale sicuramente la pena formulare una proposta di collaborazione. Detto questo, spero di aver risposto esaustivamente a questa domanda e soprattutto che possa essere stata d'aiuto un po' a tutti, perché la ricerca delle collaborazioni è comunque un tema molto caldo, e io vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!